5 minuti, 10 minuti e non partiva questo treno. Ma che fa? Non c'è. Siamo chiusi qua che non sento. Ho l'immagine precisa. La postazione col cappello tolto così, messo così, questo treno fermo. Allora, ma che c'è? Ma perché non parte? Ma che c'è? Dai, però poteva essere qualunque cosa in quel periodo, no? A un certo punto faccio voi, non parte perché c'è Giuliano. Perché c'è Giuliano. Giuliano. Allora in scena c'era un carabiniere, appena ha sentito il C'era il Giuliano, bandito Giuliano. cominciava a camminare e se n'è andato in fondo Al binario. Io ero una carrozza di dentro, allora non so se tu hai visto, no, hai visto le carrozze di dentro che erano intercomunicanti i posti, no? Guardavamo scena da film, no? Scena da film. Si apre la porta della stazioncina, si apre la porta, si apre Giuliano con stivali vestito come si vede nelle fotografie, pisciotta che somigliava a Ingrazia, come si chiama? Preciso, no? E due classici, la coppola, quasi spazio. Quello ha aperto lo sportello, uno dei due, questi sono saliti e sono seduti Giuliano e Pisciotta di là e di fronte sedili erano questi due. Al che si chiude lo sportello del capostazione, via un fischietto e facevano silenzio, loro non dicevano, hanno detto una parola. Carabiniere? No, carabiniere sparivo, appena ci lo sparivo in fondo. E poi dice, poi i commenti. Ma in che anno eravamo? Ciao, che anno eravamo? Poco prima di, non so, che poteva essere 46, 47, insomma, poco prima. Era latitanza, era latitanza. Tanto si dice, pare che sia vero, che noi abbiamo avuto una figlia qua ad Antillo, Una fidanzata. Un figlio da una, però c'è tutta una storia, questa non ha mai voluto dire niente. Simpatica questa cosa. Non si trova da nessuna parte. Quindi viaggiava col treno praticamente. Sì, lui veniva, perché ecco, veniva da Mosco di Cesaro, dove c'era la riunione, l'incontro, ecco perché il famoso Caneva.